Immagini forti, talvolta anche sgradevoli, ma che servono a trasmettere un messaggio urgente, preciso, socialmente utile. Sono 40 i manifesti di comunicazione sociale raccolti negli spazi espositivi del Museo di Santa Caterina di Treviso, in mostra dal 13 ottobre fino al 10 novembre. Lavori ideati dai giovani creativi provenienti dal centro di ricerca sulla comunicazione di Fabbrica, molti dei quali realizzati per campagne di sensibilizzazione commissionate da organismi internazionali, dall'ONU all'UNICEF. È una forma di comunicazione che non nasce con lo scopo di vendere un prodotto, ma di smuovere le coscienze e di indurre azioni individuali socialmente responsabili e indirizzate al bene comune. I manifesti raccolti sono stati realizzati negli ultimi 10 anni e affrontano temi che vanno dalla sicurezza stradale alla prevenzione della violenza, dalla salute al diritto allo studio, attraverso una comunicazione immediata e intuitiva. Una selezione di manifesti, ma anche di video, quella allestita al Museo di Santa Caterina, rivolta prevalentemente, ma non esclusivamente, alle fasce di popolazione più giovane, che approda a Treviso dopo essere stata esposta nei maggiori musei di Tokyo, Osaka, Parigi, Vienna e Mosca. Una raccolta che dimostra come anche nell'era di Internet la comunicazione sociale, che spesso rappresenta un esempio di grande espressione artistica e creativa, non possa prescindere da un mezzo di persuasione antico, ma sempre efficace e potente, qual è il manifesto. Se noi consideriamo che l'80% della popolazione mondiale ancora non ha un accesso come lo abbiamo noi a Internet efficace, efficiente, il manifesto, cioè quel pezzo di carta che si può affiggere sul muro di una scuola, di un ospedale o di un centro sportivo, quel pezzo di carta può rimanere lì per anni, essere visto e rivisto numerosissime volte, e quindi avere un impatto anche mnemonico molto forte, e quindi nel suo complesso una resa ancora fortissima.